Presidente, in quest'ottica Trieste e il suo porto ha un valore strategico di alta rilevanza ed è emerso anche oggi. Sì, assolutamente, credo che la presentazione che oggi siamo riusciti a fare del porto di Trieste in questa occasione davvero straordinaria sia stato il coronamento del grande lavoro che stiamo facendo insieme all'autorità portuale, al sindaco Cosolini per rafforzare la nostra presenza non soltanto in questa parte del Nord Adriatico ma evidentemente nel contesto europeo e anche evidentemente dei rapporti con la Cina. Presidente, un piccolo bilancio rapidissimo che possiamo già fare di questa giornata che ha posto Trieste e la regione al centro di un'importante relazione internazionale con un paese importante come la Cina. Beh, un bilancio anch'esso molto positivo, la presenza del presidente del fondo della Via della Sete che ha un investimento di circa 40 miliardi, è una presenza importante accanto a quella della Banca dello Sviluppo e del rilancio in qualche modo anche delle grandi infrastrutture europee. Credo oggettivamente che oggi si sia fatto davvero un ottimo lavoro per cercare di comprendere non soltanto quanto siano importanti per lo sviluppo i progetti delle infrastrutture ma anche ovviamente cercare le risorse perché questi poi prendano vita.